Allora, è aprile, primo raduno SWAT FVG, zona Coglio. Sarebbe dovuta essere come l'anno scorso la recon del corpo della Gran Fondo Haiti, ma invece appunto è un giro Coglio, straffetti. Non lo so, quando lo vedo in Spagna. Dopo la curva è duro, eh? Sì, sì. Occhio che sono a destra. Madonna, professionismo! Il piccolo chimico. Strade bianche, Coglio Edition. A un certo punto ricomincia. Sì, sì. Oh, ma anche strade bianche è andata bene, no? Sì, mi sono finito un po' troppo presto. Recentemente, per essere la prima e per non... La prima dell'anno, così subito. No, devi prendere le misure. Esatto. E poi è servita quella. Madonna che attentismo, tutti che si guardano. Noi possiamo guardarci. Cioè, tutta la serie. Ho già fatto quello che dovevo. Salita di frutti. Il classico doppio gruppetto. Quelli che vanno e quelli che vanno via gas puntato. Sotto? Fammi la foto. Allora, frutti e corada. Abbiamo il coach
Alberto, qualificato mondiale, il Doc, Capitano America per gli amici. Adesso mi sono dimenticato il tuo nome. Andrea, grande, con delle ruote Alchemist, super porno, grande. Non ho più fiato. Dietro abbiamo anche il Doc, Mitch e Claudio. Oggi Doc Gravel. Aumentare la difficoltà. Va su frenato il Doc oggi. E Claudio. Mancherebbe solo il Debbia e quindi mi tocca a me. Foto e video. Vai! Se ne va! Allora è ufficiale, dopo 54 km 2 ore e 20, 1160 di dislivello, ho finito la benza. Me ne accorgo immediatamente perché sto a 200 watt, che dovrei avere 140, massimo 145 battiti, invece i watt restano fermi e i battiti salgono. Bella classica devianza cardiaca. Quindi mi metto qua 180, 190 watt, non battiti, e portiamo a casa, anche perché è stato deciso in personale comunque di scollinare Castelmonte. Let's go. Ritmo da remi in barca.
però considerata l'influenza recente va portato a casa. Che vi dirò, da un certo punto di vista non va neanche male, perché una delle cose che vorrei fare quest'anno è il brevetto Castelmonte, che è stato organizzato dall'ASD I Draghi, come il brevetto Mataiur che ho già fatto, è già anche raccontato sul canale, quindi qua torneremo più volte, non oggi. Dentro! Non so se si rende conto di avere la ruota completamente a terra dietro. Sì. Ciao. Macchina, occhio! Doc, so che ti si è chiusa la vena a vedere quel panno. Quello che saliva in piedi sui pedali con quella bici improbabile. Non l'ho neanche visto. Comunque la piegava in discesa tipo Pidcock, era completamente a terra dietro, non so se avete notato. Era giù, assurdo. No, ma mi preoccupava la sua discesa, era... Sì, infatti non voglio vedere incidenti, è meglio che andiamo via di qua il prima possibile. Cosa? Mangiamo una roba? Sì. Dove? Sì, dove ci danno da mangiare? Ci danno da mangiare a st'ora? Non sento niente da qua. Questo qua dietro? Sì, è lì dietro. Com'è andata? Bene? È andata bene. Come è andata quel posto? No, l'ultima salita non ci stava, ma mi sono accorto quel pezzo che ho tirato mi sono messo a 200 watt e so esattamente che battiti devo avere, e invece il cuore andava su e i watt uguali. Ho detto, ho finita la giornata. La sinusita che mi spinge nelle orecchie come... Forse hai fatto spurgo. Sì, spurgato sicuro. 65.500, tutto saliscendi senza respiro, non abbiamo spinto ma non ci siamo neanche risparmiati. Per me un buon allenamento base. Sull'ultima salita che non era prevista, proprio non ne avevo più, ma l'abbiamo portato a casa, quindi positivo. Andiamo a mangiare qualcosa con i ragazzi. Siete degli eroi. Si nasconde dietro.